Il Tribunale di Agrigento presenta un vademecum per aiutare i cittadini ad uscire dalla crisi, avente come oggetto il sovraindebitamento. L'attuale situazione di emergenza sanitaria ha infatti aggravato il tema della perdita del reddito dei singoli cittadini e aumentata l'incapacità di far fronte ai propri impegni economici e finanziari. Con particolare riferimento al nostro territorio, in provincia di Agrigento, i dati diffusi dall'Istat destano una forte preoccupazione. Sono molte ormai le persone e le piccole aziende che in un contesto socio-economico tra i più poveri d'Italia, già caratterizzato da un reddito pro capite più basso rispetto alla media delle altre regioni del sud Italia, si ritrovano progressivamente sempre più indebitati. Nonostante il legislatore abbia già da tempo introdotto la procedura della composizione della crisi da sovraindebitamento, tuttavia il ricorso a tale procedura è rimasto poco diffuso. Ricordiamo che il sovraindebitamento è una procedura specifica per quei soggetti che hanno contratto debiti e che non possono ricorrere alle procedure previste dalla legge fallimentare. Il Tribunale di Agrigento, sotto il coordinamento del dirigente amministrativo Rosanna Crisafi, ha aderito al progetto La capacitazione istituzionale dei distretti giudicanti della regione siciliana, nell'ambito del quale è stato avviato il cantiere appunto del sovraindebitamento. Nell'ambito del progetto chi si propone di far conoscere ai cittadini gli strumenti giuridici presenti nell'ordinamento che consentono di gestire e risolvere le situazioni di crisi debitorie è stato predisposto in collaborazione con la Regione Siciliana e il Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale Formez PA un vademecum rivolto ai cittadini e agli altri soggetti destinatari della normativa per la gestione di queste situazioni di crisi definite appunto sovraindebitamento. Il presidente del Tribunale, dottor Pietro Falcone, afferma come il vademecum è stato pensato ed elaborato con l'intento di semplificare e rendere più possibile accessibile la comprensione delle procedure normative e delle soluzioni offerte dal legislatore. In tal modo, continua il presidente del Tribunale di Agrigento, vogliamo anche favorire un più consapevole avvicinamento alle figure professionali di riferimento, superando anche possibili reticenze ed affrontare un nuovo modo di gestione della propria dimensione economica. Nella stesura del vademecum si è rivelata preziosa la collaborazione degli organismi di composizione della crisi, presente nel territorio, per la legge deputati ad accogliere il soggetto sovraindebitato che ha effettuato una prima analisi della situazione debitoria e suggerito la soluzione più consona alle sue condizioni e alle sue risorse. L'auspicio, afferma il giudice Silvia Capitano, referente del progetto, è di poter offrire un valido strumento, di sfruttare le potenzialità della legge e quindi intervenire tempestivamente nelle situazioni di disagio e di sofferenza contro la dedizione dei vari operatori chiamati a occuparsi della materia. A breve, continua il comunicato stampa, si terrà un webinar che costituirà un momento di incontro tra i professionisti, i rappresentanti dei centri di interesse sul territorio, rivolto alla cittadinanza, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sulla rilevanza del progetto per il territorio interessato, evidenziando anche come l'importanza del tema, invitando alla lettura e alla diffusione del vademecum che sarà pubblicato sul sito internet del Tribunale di Agrigento.